risolta con le opere idrauliche tanto attese come i bacini di laminazione. Dal Consorzio Veneto Bonifiche arrivano i primi stanziamenti. Stefania Bolzano. Un piano di interventi che prevede 130 cantieri e un investimento da 237 milioni di euro. È quanto hanno previsto i consorzi di bonifica del Veneto per la sicurezza idraulica della regione. Misure necessarie alla luce delle sempre più frequenti ondate di maltempo che portano alluvioni e allagamenti in zone a rischio idrogeologico. Un elenco nel quale spiccano opere di grande portata, come la realizzazione dello scolmatore di Piena Limenella-Fossetta, che garantirà entro il 2017 la difesa idraulica della zona di Padova Nord, determinando un notevole alleggerimento dei deflussi a valle e riducendo in modo apprezzabile il rischio idraulico dei quartieri Arcella e Montà. Altra opera di rilievo in fase di realizzazione riguarda le opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà, attraverso un adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nel Vicentino. In questo caso il termine dei lavori è previsto già a fine 2016. Per quanto riguarda invece lo snodo idraulico di Castelfranco Veneto, il consorzio di bonifica Piave sarà gestore della cassa di espansione sul Muson, che permetterà di mettere in sicurezza tutta l'asta del torrente, da Castelfranco, Campo San Piero, Loreggia fino a Cadoneghe. Il consorzio di bonifica sta inoltre realizzando 2 casse di espansione sul Rio Dosson per salvaguardare l'area tra Perganziola e Quinto di Treviso e una cassa di espansione a Sernaglia della Battaglia lungo il torrente Patean. E principale vittima